applausi a Paolo Conte, l'avvocato di Asti, anzi il notaio, e adesso lo so, quelli di sinistra gli stanno mettendo le grinfie sopra, pazienza. Se leggessero certe interviste degli anni 80, forse starebbero un po' tempo, pazienza. Pensate che sono così furbi. Edmondo Berselli, che peraltro scriveva benissimo, insieme ad altri critici, l'album si chiamava Razzmatazz, credo fosse 2005-2006, una delle produzioni più infime, più scarse, scadenti di Paolo Conte. Però lui ci teneva, perché aveva curato, non so se era il brano del singolo o dal singolo, comunque quel disco lì. La critica di sinistra fu così furba da incensarlo. Ah, capolavoro. No, sciè direbbero in Francia. No, Paolo Conte è un genio, è un uomo anche meraviglioso, è uno che non parla mai come fanno certi presunti artisti. Infatti appunto Paolo Conte fa parte di quelli, dei pochi che sono conosciuti anche fuori dai confini. Qui in Italia, se non sparano certe sciocchezze politiche, non se li fila nessuno. Comunque alla fine, insomma, grazie a questa politica molto, vedete, cioè è una politica portata avanti dalla loro cultura, non dei partiti, no? Pur di portare dalla propria parte un simbolo così prestigioso, perché Paolo Conte è prestigio, ve l'ho detto, è anche conosciutissimo all'estero. Anzi, quando io ho cominciato ad appassionarmi, compravo i primi dischi, in Francia era conosciuto, in Italia no. RPL Radio Padania, la vostra radio, la vostra voce in simultanea con voi e con noi quando sono scoccate le 15:06. Un abbraccio forte alla signora Clotilde, alla signora Carmela. Loro ci ascoltano dal televisore, il canale 740 740. E un salutone a chi ci ascolta attraverso il smartphone iPhone, grazie alle applicazioni dedicate a iOS Android, oppure Alexa, accendi RPL Radio, oppure internet, oppure cullati dall'algido suono digitale della Radio DAB. Il tutto nel terzo giorno di vendemmiaio, mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani è il 268esimo giorno dell'anno, ne mancano 97 alla fine. Per tutti è un giovedì 24 di settembre, anno domini 2020. Un saluto e un ringraziamento naturalmente a Roberto Colombo, assiso sulla tolla di comando e regia tecnica. Entrambi siamo sospesi a 168 metri sopra il livello del mare. Le temperature ci dicono 23 gradi centigradi sopra lo zero interni, 21,1 esterno, umidità 78%, 1009,1 millibar. E con l'ausilio e la complicità di Roberto Colombo direi di avvicinarci ai 2 minuti fatidici del Segui la Lega. Tra poco quindi vi aggiorneremo qualche istante. Perfetto, è tutto pronto. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Legaonline.it, legaonline.it, da lì potete fare tutto, potete fare di tutto. Per esempio firmare online per dire io sto con Salvini, processate anche me. C'è la foto di Matteo Salvini con un cartello con un grande grazie scritto col pennarello in arancione, e poi c'è la possibilità di iscrivervi alla Lega Salvini Premier e di ricevere la tessera. Basta il codice fiscale. Per pagare online si può pagare col conto PayPal senza nemmeno avere il conto PayPal, pensa che bello. La tessera vi verrà recapitata a casa per via postale e come canonico di questa rubrica noi vi segnaliamo tutti gli interventi radio-televisivi degli esponenti politici della Lega. Per esempio, tra 10 minuti potete vedere Isabella Tovaglieri. Fate così, 10 minuti, guardate Isabella Tovaglieri, che è bellissima, tra le altre cose, se posso permettermi, spero che non sia considerato sessista o volgare. Sono una persona molto bella, perché non dirlo? Per esempio, ecco, guardate, domani nel cuore della notte
alle 8 del mattino c'è Nicola Molteni, che è un bellissimo ragazzo, quindi sono... Dopo non so, ditemi voi, datemi delle indicazioni. Allora, vi guardate Isabella Tovaglieri, che è bellissima, continuate ad ascoltare RPL Radio. Chi si abbona a RPL campa oltre 100 anni. Meditate gente, meditate. Allora potete vedere sul TGcom 24 rubrica All News. Poi sempre oggi, questa sera però alle 22, Paolo Borchia, l'europarlamentare, con me Isabella Tovaglieri. Sempre TGcom 24, la rubrica è Prima Serata. Questa sera più sul tardi alle 23.55, Rete 4, Alessandro Morelli, la rubrica è Diritto e Rovescio. Poi domani, ve l'ho detto, nel cuore della notte, alle 8 del mattino, Nicola Molteni, anche lui potete vederlo, la 7, l'emittente, la trasmissione Omnibus. E domani alle 8.35, sempre all'alba, quasi il cuore della notte, Matteo Salvini lo potete però ascoltare. Radio 24, la trasmissione si chiama 24 mattino. Poi abbiamo domani 25 settembre alle 9, all'alba proprio, Angelo Ciocca, lo potete vedere, canale 5, la rubrica Mattino 5. Poi Roberto Marcato, il consigliere più votato nella regione Veneto, domani mattina alle ore 9, lo potete vedere Sky TG24 Start. E poi domenica, quindi vi do le indicazioni per il fine settimana, alle 14.30 nel pomeriggio, mezz'ora in più, Rai 3 alle 14.30 con Lucia Annunziata. E poi Life non è la D'Urso, sempre domenica, qui siamo in prima serata alle 21.30, l'emittente Canale 5. Il giornale invece di nostro riferimento è anche Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Niente, non mi abituo alle sigle di chiusura, prima o poi dovrò darmi dei pizzicotti, perché servono proprio per delimitare questi spazi che sono dedicati a un'informazione, diciamo, fortemente targata Lega. Diciamo invece un giornale di nostro riferimento, sicuramente La Verità e anche Panorama. Su Panorama, sulla Verità, scrive Maurizio Tortorella, che abbiamo il piacere di avere al telefono. Buongiorno Maurizio, grazie per essere qui con noi. Ciao, buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori, i nostri ascoltatori a questo punto. Senz'altro. Allora, Tortorella, tu hai fatto un'analisi, passa ieri, ma la possiamo ripilogare molto bene. Sei partito dai numeri, non sei andato oltre chi ha vinto, chi ha perso. I numeri dicono determinate, fotografano determinate situazioni in Parlamento, soprattutto al Senato. Hai segnalato l'importanza delle supplettive e hai, come dire, disegnato un panorama che presenta situazioni di, diciamo, equilibri interni per quanto riguarda il governo nella maggioranza giallorossa, che potrebbero rivelarsi precari. A partire dai numeri, Giuseppe Conte non ha 161 senatori a Palazzo Madama. Ci sono i senatori a vita, come hai ricordato, però non ha i 161 necessari, si ferma ai 160. Esatto, è un calcolo facile, obiettivamente, non è difficile. Prima delle elezioni il governo poteva contare su 161 fondamentalmente. Se prendete carta e penna potete farlo con me facilmente. 95 senatori del Movimento 5 Stelle, 35 del Partito Democratico, 17 di Italia Viva, il partitino di Matteo Renzi, 6 del Partito delle Autonomie, 5 di Liberi Uguali, l'estrema sinistra, e 2 del Movimento Italiani all'Estero, il famoso MAIE. Il problema è che ci sono state, i giornaloni hanno fatto finta di accorgersi, non se ne sono accorti, lo hanno messo non hanno nascosto nelle pieghe delle loro pagine. Ci sono state il giorno in cui si è votato per le regioni, per i comuni e per il referendum, ma anche le elezioni suppletive di 2 senatori, perché nei mesi scorsi erano morti un senatore della Lega, Stefano Bertacco, e uno dei 5 Stelle, Vittoria Borgo de Letta.
Il problema è che, per la maggioranza il problema è che i due eletti, a Sassari e a Villafranca Veronese, sono tutti e due del centrodestra, e quindi adesso il governo giallo-rosso, come lo chiamiamo noi alla verità, non ha più il numero sufficiente per andare avanti. Dato che tra l'altro è notorio che tra i 5 Stelle, ne parlano i giornali anche oggi, c'è grande malumore, grande paura, si temono appunto fuoriuscite, tradimenti, cambi di casacche e quant'altro, è evidente che il Senato diventa veramente il punto dolente per la maggioranza, e quindi nel mio articolo indicavo questo fatto, che è del tutto nuovo. Dal punto di vista numerico è un dato inoppugnabile e francamente mi sembrava importante raccontarlo ai nostri lettori. Poi sai, l'articolo partiva anche da un'altra logica, da un'altra constatazione, che in questo paese veramente ogni volta che si leggono i risultati elettorali uno trasecola, perché sembrava a leggerli appunto ieri che il centrodestra avesse subito una sconfitta disastrosa. In realtà il centrodestra non ha affatto subito una sconfitta, ha guadagnato una regione, le Marche, dove non governava da 25 anni. Poi moltissimi i suoi governatori sono stati confermati spesso, penso a Zaia ma anche a Giovanni Toti, con un incremento potentissimo di voti. E poi un altro calcolo: se guardiamo soltanto ai seggi persi nelle regioni o guadagnati, la Lega ne ha guadagnati 24, il Partito Democratico ne ha persi 13 e il Movimento 5 Stelle ne ha persi 16 rispetto al 2015. Quindi se stiamo ai numeri secchi, chi abbia vinto e chi abbia perso, mi pare francamente molto difficile stabilire che appunto sia stata una sconfitta per il centrodestra. Lo è stato, come è registrato, sicuramente per i 5 Stelle, che è vero nel voto locale non hanno mai brillato, però hanno perso pesantemente, non sono entrati nel Veneto, tu hai fatto l'elenco, insomma. Certo. Comunque hanno perso, in 5 anni hanno comunque perso 16 consiglieri regionali. Esatto. Quindi, perché tutti dicono ma non si può fare il confronto tra le elezioni europee 2019 e elezioni regionali, poi nelle regioni si sa, i 5 Stelle sono sempre andati male. È vero, verissimo, ma resta il fatto che se ci torniamo a confrontare com'è la situazione oggi e com'era la situazione 5 anni fa, nel 2015, alle precedenti elezioni regionali, comunque il Movimento 5 Stelle ha perso 16 consiglieri regionali. Poi è simbolico, insomma, che in una regione come il Veneto non entrino, proprio non sono nemmeno entrati, e poi lo spaventoso, in termini percentuali, il calo spaventoso da primo partito soprattutto al sud, in Campania. Sì, esatto. Cioè, quindi possiamo dire, dove più è stato adoperato il reddito di cittadinanza non ha funzionato, e quindi questo fa pensare anche che quel sì del referendum forse sì è una vittoria per i 5 Stelle, ma non sembra comportare voti. Ma quello che mi interessava da te, Maurizio, alla luce di questa situazione, io guardo soprattutto diciamo le forze di governo, di maggioranza, e tra poco forse è già cominciato un percorso dietro le quinte che deve portare al Quirinale. E allora io pensavo, tutti danno per scontato che sarà il PD a eleggere il proprio presidente, ma 2 anni fa i voti li hanno tenuto pochi voti, perché sappiamo il 33% 5 Stelle 2 anni fa, la Lega il 18% e Forza Italia, che adesso è in calo, ma 2 anni fa aveva preso il 14%. Quindi c'è una partita molto complessa e noi, e ti do subito la parola Maurizio, sappiamo, come tu lo sai anche meglio di me, sei più esperto, quanto sia importante per gli equilibri politici il Quirinale. Non è chiaramente solamente una figura simbolica, è una figura che può influenzare pesantemente, l'abbiamo visto con Scalfari, l'abbiamo visto con Napolitano, l'abbiamo visto con Mattarella. Quindi è una partita che può veramente sparigliare, perché se non ci fosse un presidente di sinistra al Quirinale, forse certe cose potrebbero finalmente succedere, o potrebbero per fortuna non succedere, perché l'ostacolo che fu contrapposto alla figura di Paolo Savona, questo è il mio parere personale, Maurizio, poi scusa, mi sono appassionato, secondo me fermare Paolo Savona ha cambiato
l'esito del voto. Gli italiani dicevano andiamo in una certa direzione, per quello che ne so io, e conosco anche allievi molto prestigiosi e autorevoli che mi hanno parlato di Paolo Savona con termini veramente encomiastici a dir poco. Se Paolo Savona avesse avuto il ruolo ministro del tesoro, forse il governo non sarebbe neanche più caduto, perché il governo sarebbe andato in una certa direzione, ma Mattarella si è messo di traverso. Scusami, ho uno sfogo. Condivido la tua analisi. Mattarella non ha fatto soltanto quello, tra l'altro, con tutto il rispetto al Presidente della Repubblica, dopo le elezioni del 2018 ha dato mandato esplorativo per la costituzione del governo a tantissimi, forse anche a troppi se vogliamo, ma non l'ha mai dato a nessuno del centrodestra. Anche questo è anomalo, se permetti, perché obiettivamente un tentativo poteva essere esperito anche, non so, appunto da Salvini, ma da Berlusconi, da Giorgia Meloni. Perché no? Perché puntare esclusivamente su esponenti grillini o democratici o tecnici? Francamente è uno squilibrio che io personalmente non ho mai capito, ma non lo dico perché ho simpatie per il centrodestra, lo trovo proprio dal punto di vista proprio equitativo, sgrammaticato, sempre con il dovuto rispetto, obiettivamente. Sai, poi l'elezione del Presidente della Repubblica è fondamentale, certo che è fondamentale perché di questo si tratta. Mattarella è stato eletto, se non ricordo male, nel febbraio del 2015, quindi il nuovo Presidente della Repubblica dovrà essere eletto nel 2022. Se questa maggioranza sopravvive nelle sue diverse forme per un anno e mezzo più o meno, quindi ci arrivano. Io credo che sia la spinta fondamentale, arrivo a dire questo, per la sopravvivenza di questo governo, ancor più della gestione dei miliardi europei e ancor più dell'amore di Cadrega che li tiene attaccati alle loro poltrone. Ho la paura dei grillini di non essere ovviamente rieletti qualora fossero ricandidati, perché il Movimento 5 Stelle non otterrà mai le percentuali che ha ottenuto nella primavera del 2018. Questo è uno dei veri motivi, se non il vero motivo, cioè il fatto che si punta alla elezione di un presidente di un altro, dell'ennesimo Presidente della Repubblica, non di destra o non di centrodestra, ma anzi ovviamente di centrosinistra. Ecco, ma Maurizio, sono sempre quelli, tra l'altro. Nella mia domanda troppo prolissa di prima, mi sono didattico poi la sintesi. Secondo te i 5 Stelle potrebbero votare un Presidente della Repubblica diciamo proposto dal PD? È più facile che votino un presidente targato PD? Romano Prodi, ma hanno fatto anche il nome di Veltroni? O secondo te è più facile che, visto che esula dalla situazione di governo, magari tra centrodestra e 5 Stelle, tra Salvini e Di Maio, possa uscire una figura condivisa? Perché poi Salvini e Di Maio e Berlusconi e la Meloni avrebbero i numeri, poi ci sono anche i consigli regionali, adesso sono 15 del centrodestra, quindi i numeri in un dialogo col 5 Stelle potrebbero esserci. Tu cosa ne pensi? È quello che scrivo nel mio pezzo, quello che appunto gentilmente tu citavi all'inizio del collegamento. Io trovo che in questo momento, proprio per una serie di congiunture e di occasioni particolari, il centrodestra dovrebbe trovare, non dico una sponda perché è difficile, ma sicuramente punti di contatto e contatti individuali specifici con esponenti del centrodestra, del Movimento 5 Stelle, per evitare, per esempio, non soltanto per cercare ovviamente di portare da questa parte chi dissenta dall'attività di governo, e credo che ce ne siano tanti anche nel Movimento 5 Stelle, ma anche allo scopo di arrivare un domani a un risultato diverso nelle elezioni del Presidente della Repubblica. Se tu parli di gioco di squadra, ecco, proprio ti raccomandi il gioco di squadra. Noi sappiamo per esempio però che Berlusconi ruppe un po' con Renzi, almeno sappiamo, io l'ho letto, ruppe perché Renzi gli aveva promesso Giuliano Amato e invece poi ha fatto passare Mattarella. Ecco, guardiamo allora l'opposizione al centrodestra.
C'è qualche ombra sul possibile gioco di squadra o un interesse così importante dovrebbe comunque far dissipare le nubi? La mia risposta è ovvia, certo che dovrebbe cancellare le nubi, bisognerebbe assolutamente che il centrodestra trovasse un'intesa e la trovasse anche velocemente. Mi pare che sia molto più coeso il centrodestra che nel centrosinistra o la maggioranza di governo, obiettivamente. Sì, ci sono stati screzi sulla scarsa partecipazione al voto di quello, sui candidati, però sono cose veramente da poco. Gli interessi del Paese e della coalizione sono sicuramente molto più importanti di tutto questo. Secondo te, io ho fatto un nome, Paolo Savona, da una, diciamo, unione di intenti, centrodestra coeso con, se non tutto, una parte dei 5 Stelle, visto che Paolo Savona era proposto fortemente che da loro, può uscire. Insomma, ti sto chiedendo un nome, un pronostico con un anticipo di almeno 15 mesi, 14-15 mesi. Ma sui nomi non mi ci mette, è difficile. Savona all'epoca fu bloccato soprattutto dall'Europa, mi pare di poterlo dire serenamente, era un nome che veniva letto a Bruxelles come un pericoloso esponente anti-euro, e tra l'altro non credo che di questo si tratti, tant'è vero che poi Savona è finito dove è finito, quindi non è un pericoloso criminale o un personaggio così terrorizzante. Sto parlando della Consob. I nomi ce ne sono tanti nel centrodestra, esponenti anche moderati che potrebbero essere assolutamente accettati dall'Europa, per quello che dovrebbe contare la sua valutazione, e cioè francamente trovo zero in questo caso, perché ogni paese deve poter nominare i suoi presidenti liberamente, senza interferenze di alcun tipo, ma anche all'interno del Parlamento, insomma, ce ne sono più di uno, ma nomi non me ne farei fare, che non è il caso, non ho neanche l'autorità per poterli fare. A me sicuramente. No, te lo dico perché un po' di tempo fa avevo letto che Bettini sta lavorando per portare al Quirinale Walter Veltroni. Sì, è uno dei nomi del centro-sinistra, si parla anche di Romano Prodi, come se fosse appunto, di cui si era parlato già la volta precedente ed era stato poi tradito dai famosi 100-101 che lui in qualche misura ha fatto capire fossero riconducibili ad Arena. Sì, i nomi girano parecchi, per il centrodestra si parla anche di Berlusconi, voglio dire che obiettivamente ha un curriculum di tutto rispetto, 4 volte Presidente del Consiglio, parlamentare europeo importante, fondatore di Forza Italia, un moderato che in questo momento giganteggia per competenze e consapevolezza rispetto alla politica in generale, potrebbe essere, è un po' anziano, sì, indubbiamente, però ci ha abituato a essere capace di spinte che molti giovani non hanno, insomma. Sì, io non sono mai stato favorevole, ti confesso candidamente, a Silvio Berlusconi, ma la tua analisi non solo è condivisibile. Io ho osservato, per esempio, che i pluriottantenni hanno fatto cose enormi. Nel male, secondo me, come Giorgio Napolitano; nel bene, Caprotti dell'Esselunga. Dopo certo. Ti ricorderai, Caprotti è stata una figura non solo nel commercio, ma anche con i suoi libri, Falce e Carrello, eccetera. È stata una figura rivoluzionario, sì, un grande rivoluzionario di questo paese. Ma il meglio, coraggioso. Sì, ma il meglio l'ho espresso dopo tra gli 82 e gli 86 anni, quindi vabbè. Certo. In chiusura, scusami, torniamo al tuo articolo. Diciamo che le dimensioni del risultato di Italia Viva di Renzi le si evince dal fatto che tu nemmeno lo nomini nel tuo articolo, se non sbaglio. Sì, francamente sì, non l'ho citato effettivamente, ma perché appunto quasi non pervenuto, insomma, è un po' la mosca cocchiera della maggioranza, eppure avrebbe potuto in qualche maniera condizionarla in maniera positiva, evitando certe
storture su provvedimenti in campo di giustizia, per esempio. Ha minacciato il partitino di Renzi e non ha mai fatto nulla, alla ricerca probabilmente di scambi su cose che erano dal loro punto di vista molto più interessanti che non il bene del paese. Benissimo, dobbiamo chiudere. Grazie a Maurizio Tortorella della Verità e anche di Panorama. A risentirci a presto, Maurizio. Grazie a te, buona serata.